ora in onda Potere al Popolo. Ragazzi, che sonno questa mattina, è durissima la rassegna stampa a quest'ora, veramente devo cominciare a protestare perché che ore sono? 7:32 minuti primi, leggermente in ritardo. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno Simone in regia, un'altra puntata della rassegna stampa che si è fatto carino, vero Simone, ultimamente veramente si è fatto anche la barba, non ha neanche un pelo. Sono le 13, 14. Per favore mi dite che ore sono, perché no, io ma poi tutta sta luce, sigla Potere al Popolo, ma siamo sicuri di tutto ciò? Ho capito che mi avete fregato, sì, perché non sono venuto questa mattina a fare la rassegna stampa alle 7:30, l'hanno fatta i giovani perché sono giovani, è venuta benissimo, una figata, io starò assente più spesso. E allora mi fate recuperare dalle 13 alle 15 e in regia c'è Sveva, ma benvenuta Sveva, benvenuto io, nel senso tu sei sempre qui il pomeriggio. Ah, ho capito, no, va bene, no, tanto per, buon pomeriggio da Sammy Varin. Sì, non è una rassegna stampa, ma non lo era neanche prima, alle 7:30 lo sapete che abbiamo abdicato alla rassegna stampa di Giulio Cainar, che era impossibile proseguirla, e allora abbiamo detto facciamo un qualcosa per informare i nostri ascoltatori sulle prime pagine, per commentarle insieme, eccetera. Chiaramente adesso mi han fregato, me l'hanno già fatta i giovani, e che cacchio faccio questo pomeriggio? Come al solito, controinformazione variniana, con un qui Parlamento tra pochi minuti per fare il punto della situazione su un importante DDL riguardante il femminicidio. Poi, come ogni venerdì, arriva anche più tardi, ma arriva la Chiara Soldani, il commento della settimana. Cosa ne dice, cosa ne pensa? Quando parla la Chiara Soldani, lo sapete, bisogna mutare i social network perché ci bloccano ogni volta. Poi, certo, la musica indipendente. Sammy Varin lancerà un papà e una figlia che cantano insieme un pezzo carinissimo che riguarda anche un po' tutti noi che abbiamo cominciato a fare i genitori con non moltissimo successo. E poi naturalmente gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio. Sono qui per cosa? Sono qui per cosa? Anche per ricordare le feste sul territorio, ce ne sono tantissime in partenza nei prossimi giorni. Chiaramente, mente chiara, quando volete potete formare lo 0292 94 7222, che è il numero della diretta di Radio Libertà. Chiaramente se mi seguite alle 13:11 e se sentite una delle repliche possibilissime durante il weekend o magari la mattina presto o la sera dopo le 20, non chiamate perché vi risponde il babau, non mi risponde proprio nessuno. Ma c'è un ma: potete inviare un WhatsApp. Certo, il WhatsApp viene letto sempre dal primo speaker, dal primo giornalista che arriva in onda, e quindi il vostro pensiero, la vostra meditazione, la vostra proposta, la vostra protesta viene comunque lanciata nell'etere italiano. Qual è il numero di WhatsApp di Radio Libertà? Semperchel. No, col cavolo, ogni tanto cambia, ma ogni 4-5 anni, per sfuggire ai nemici comunisti. 340 6709 659, questo è il nostro numero di WhatsApp, lo ripeto per quelli disattenti, 340 67 09 659. Chiaramente avete la possibilità di dire la vostra anche con un messaggio audio, video, potete dire quello che volete. Grazie all'Antonio che già ci augura il buon venerdì. Cattivi si diventa dopo essere stati troppo buoni con la gente sbagliata. Caro Antonio, bella meditazione. Noi siamo da sempre troppo buoni, noi della Lega poi le prendiamo sempre ai gazebo, per cui prima o poi diventeremo cattivi. No, assolutamente. Siamo buoni come il pane e
Ve lo farò capire anche, anzi guardo subito perché sono un po' curioso. Silvia Sardone, ne cerco una a caso su Facebook, è così facile seguire la Lega e quello che pensa la Lega, basta scrivere su Facebook nome e cognome di uno degli esponenti della Lega, la Silvia Sardone, la conoscete, bella tosta, sempre sul pezzo e sempre aggiornatissima. Eccola qua, subito, subito, certamente, altro che dazi. L'Unione Europea tra ostacoli normativi e barriere interne è un vero disastro e crea enormi difficoltà ad aziende, lavoratori, consumatori, famiglie, una burocrazia opprimente che si intreccia con scelte strategiche profondamente sbagliate. Questa è proprio la sua apertura di Facebook e lo sapete, ieri si è votato contro, posso dirlo, siamo stati gli unici nel centrodestra contro la von der Leyen, si è votato contro la von der Leyen, solo la Lega, l'avete già sentita questa frase? Solo la Lega e gli altri hanno votato a favore della von der Leyen, per cui non dico che siamo arrabbiati, l'Antonio sarebbe troppo contento, diciamo che abbiamo fatto la differenza, abbiamo messo qualche puntino sulle i. Torneremo sull'argomento? Assolutamente sì, perché lo sapete, è tempo, io spero nella mia trasmissione che faccio lo scoop, ma tra pochissime ore arrivano i dazi, o meglio arriva la quantità di dazi, la percentuale di dazi che potrebbe inondare la nostra bellissima Europa. Al Canada sono già arrivati, ciappala lì, ma il Canada sta molto più antipatico dell'Europa a Trump. Stiamo a vedere quanti dazi dovremo pagare. Non scherziamo più, siamo seri, ci colleghiamo con il Parlamento perché abbiamo la senatrice Erika Stefani. Qui Parlamento. Buon pomeriggio Erika. Buon pomeriggio a voi tutti, ciao. Grazie, grazie per essere con noi anche a quest'ora del venerdì, ma soprattutto per darci un bel aggiornamento su argomenti importanti che come al solito sui giornali trovano spazio poco o niente, invece questa è una roba che dovrebbe investire anche l'opinione pubblica, non solo di centrodestra, di centrosinistra, ma veramente tutti, perché è un problemone. Parliamo di femminicidio. Ho visto che è arrivato il via libera al pacchetto emendamenti della Lega e ci sono importanti novità. Erika. Sì, grazie. Il tema del femminicidio è un tema molto complicato. Chiaramente non è innalzando la pena per il reato che commette colui che uccide una donna per disincentivarlo da ucciderla. Io non credo che quando si parlava tanto per dire uno dei casi anche che hanno colpito di più l'opinione pubblica, non penso che Turetta nel momento in cui ha deciso di uccidere la sua compagna o ex compagna, che era ormai ex compagna, non credo che abbia pensato ma prendo l'ergastolo o prendo dai 24 ai 30 anni con le aggravanti. Non credo che uno si ponga questo problema. Di certo però la norma che si è voluta introdurre è una norma che vuole essere anche una norma, perdonatemi, che inserisce un tema anche culturale, cioè nel senso che l'omicidio della donna spesso matura in alcuni contesti dove vi è un desiderio magari di prevaricazione o un desiderio magari anche di discriminazione, magari per considerare magari la donna come un essere inferiore. Magari dal rifiuto di lei di continuare una relazione o di iniziare una relazione. Quindi è chiaro che ci vorrà un grande lavoro, non da ultimo all'interno delle scuole, all'interno delle case, a far capire che occorre comunque rispettare anche quando l'altra persona, sia uomo o donna, un ragazzo o una ragazza, prende delle decisioni che magari sono anche destinate a dire no, non desidero più stare insieme con te, oppure io voglio farmi una vita. Qual è il pacchetto comunque importante, il pacchetto della Lega? Ora il pacchetto della Lega non è andato a incidere su quella che è, come si dice, gli elementi costitutivi della fattispecie del reato di femminicidio, ma introduce invece una serie di norme che noi riteniamo
fondamentali per la tutela della persona offesa del reato, quindi di tutte le persone offese dal reato, siano uomini o donne. E perché? Perché spesso certi delitti vengono commessi quando? Ora, a volte vengono commessi quando il maltrattante, l'aggressore, è magari sottoposto a delle misure custodiali oppure addirittura sta scontando una pena in carcere. La prima volta che ha il primo permesso, magari permesso premio, esce e decide di vendicarsi magari di una denuncia fatta che l'ha portato in galera, o vuole punire, o vuole arrivare insomma alla fine di quello che era il suo obiettivo. Ed è per questa ragione che lo so che magari uno dice: ma come mai nel nostro ordinamento non vi erano queste norme? Ma in realtà sono delle norme di grandissimo buonsenso. Noi abbiamo previsto che quando vengono concesse, per esempio, come si diceva prima, i permessi premio, cioè uno è in carcere e ha la possibilità, presenti alcune condizioni, di poter uscire provvisoriamente, tipo anche un giorno, qualche giorno, anche se è in detenzione, magari perché si è dimostrato magari avere anche una buona condotta. Ma noi cosa abbiamo previsto? Che in questo caso lo stesso tribunale di sorveglianza che dispone come permesso premio deve avvisare i prossimi congiunti della persona uccisa, avvisarlo di dove andrà il detenuto in permesso premio, perché potrà accadere che nel momento in cui esce raggiunga i familiari e magari voglia appunto vendicarsi, voglia raggiungerli o che possa fare loro del male. Abbiamo previsto poi in tutte le norme che riguardano il codice rosso, tutte, quindi stalking, oltre a quelle i maltrattamenti in famiglia, e nel momento in cui il tribunale riconoscesse la possibilità di avere delle cosiddette misure alternative alla detenzione, cioè uno ha una condanna, però invece di andare in carcere c'è la possibilità che questa condanna, ad esempio, sia, virgolette, evitata, magari con degli istituti diversi, tipo la cosiddetta anche la messa alla prova. Uno fa i lavori socialmente utili. E anche in questo caso si chiede che il giudice deve comunicare alla persona offesa o ai congiunti della persona offesa quando questa è già stata uccisa, devono essere avvisati, perché magari uno crede che quell'altro sia in galera e in realtà poi invece è libero. E lo stesso, queste cautele le prevediamo anche nel caso in cui, ad esempio, vengono riconosciuti quelle tipo di misure coercitive che si chiamano tipo il divieto di avvicinamento, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto oppure l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari. In tutti i casi in cui vi sia una violenza anche qui alla persona, che quindi queste persone siano sottoposte, siano state imputate di questo delitto, deve essere comunicato anche questa misura, che è venuta meno questa misura o che è stata revocata, devono essere avvisati, perché ripeto, uno magari è convinto che il proprio ex o il proprio anche coniuge era obbligato all'allontanamento dalla casa familiare, tu sei convinta di essere tranquilla, vai a casa, ti muovi a fare la spesa, sei con i tuoi bambini e non sai che è stato revocato perché magari ci sono delle condizioni, ci sono state delle circostanze. Devi essere avvisato e devono essere avvisate anche i congiunti. Queste sono tutte delle norme che sono a garanzia e a tutela veramente della persona offesa, perché per troppo tempo quando si parla del diritto penale, per tanto tempo molti parlano dei diritti della persona indagata, i diritti della persona imputata, ma noi abbiamo fatto anche una scelta, anni fa, una scelta proprio anche di politica sui temi di politica criminale della Lega, e che è quella di tutelare invece la parte offesa, chi ha subito il danno, chi ha subito il furto, chi ha subito il maltrattamento, chi è vittima dello stalking, chi è vittima dei maltrattamenti. Questi non è che devono trovarsi a fare denunce, processi
e poi alla fine vedersi magari con un pugno di mosche o addirittura trovarsi ad essere esposti ad un pericolo. Questo è un importante pacchetto, se ne è aggiunto anche un altro che è un tema che sembra esulare da questo, però che fa eco ad una mozione sempre della Lega che avevamo proposto ancora mesi fa, che era passata proprio al Senato, adesso si è trasformata in una norma e si parla delle cosiddette droghe da stupro. Stiamo parlando di tutte quelle, credetemi, diaboliche sostanze di nuova generazione che purtroppo allentano delle barriere difensive, a volte provocano delle situazioni di incoscienza con la possibilità di trovarsi in contesti di cui spiacevolissimi, dove ti trovi anche vittima magari anche di uno stupro. E in questo caso ci sono delle problematiche su queste sostanze, perché a volte queste sostanze non si riescono nemmeno a trovare, perché il tempo che la vittima dello stupro decide di denunciare lo stupro, passano anche di tempo, magari ha avuto bisogno di prendere un po' di coraggio, temeva una ritorsione, il tempo che passa purtroppo non riesci più a trovare nel corpo sostanze quali metanfetamine, che sono terribili, sostanze quali appunto queste droghe nuove, diciamo, non riesce nemmeno più a trovarle nemmeno nel sangue, non riesce nemmeno più a dimostrare che nel momento che ti sono state somministrate queste droghe e per questa ragione tu hai subito una violenza senza nemmeno renderti conto di averla subita. Ecco. E quindi abbiamo previsto che sia istituito un tavolo di lavoro presso il Ministero della Salute al fine proprio di elaborare delle linee guida, dei protocolli anche nel pronto soccorso per elaborare anche metodi per prelevare i campioni, quindi il capello per esempio, la individuazione dei stessi laboratori, cioè con dei laboratori diversi e più sofisticati, e come conservare per esempio i campioni finché non si arriva magari alla termine del processo. E poi importantissimo una campagna di sensibilizzazione, perché una campagna di sensibilizzazione occorre stare veramente attenti, lo diciamo anche ai giovani che frequentano magari magari anche dei locali. Ragazzi, divertitevi, state insieme con i vostri amici, non dobbiamo criminalizzare né i locali, né le discoteche, né i bar, ma dobbiamo stare attenti se assumiamo sostanze di cui non si conosce la origine, e possono sembrare nel momento da sballo, e quel momento da sballo magari ti può mettere in una condizione dove tu non ti rendi nemmeno conto di quello che stai facendo o quello che stai subendo. Quindi occorre anche veramente una campagna di informazione. Una volta era più facile, forse per noi, io parlo per me, voglio dire della mia generazione, a quel tempo capivi, c'era l'eroina, tu dicevi vabbè, sto distante dall'eroina. Qui invece ci sono delle sostanze che vengono sono socialmente virgolette più accettate, cioè non è infamante magari assumere queste sostanze perché sembrano semplicemente un modo per essere più fibrillanti o più spumeggianti. In realtà sono veramente molto ma molto pericolose. Parole Quindi sante. io vi ringrazio. Parole sante, Erika, sensibilizzazione e come fate voi parlamentari, la deve fare il governo. Io aggiungo, la devono fare soprattutto i giovani, parlando il linguaggio dei giovani, perché non sembra, ma noi spesse volte veniamo messi lì in un angolo perché siamo grandi, addirittura voi siete politici, e invece devono essere i giovani che spiegano queste cose e che basta veramente poco adesso per avere grossi problemi. Avete sentito, ascoltatori? Un protocollo nazionale sulla droga dello stupro, ma anche sul fronte femminicidio, più tutele per vittime e familiari. E io non posso che ringraziarti, Erika Stefani, per la tua disponibilità. No, Buon grazie lavoro. a voi invece di dare l'occasione. Grazie, ciao a tutti, ciao. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che io sono sempre contento, quando vi do quella controinformazione e molte volte in anteprima, perché queste sono cose che ancora non ci sono sui giornali e a me fa piacere perché soprattutto abbiamo un pubblico che cerca la differenza e la differenza ve la daremo tra pochissimo. Oh, sono le 13:27 per la cronaca e qualcuno pensa ma quella è la replica della rassegna stampa e mattina. No, no, no! Siamo in diretta. Se mi chiamate allo 0292947222 io rispondo e vi mando in diretta. Se mi inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 la stessa cosa, vi leggo il messaggio in diretta. Oggi venerdì facciamo il pomeriggio, facciamolo di pomeriggio con chiaramente i soliti ospitoni importanti. Abbiamo parlato con la senatrice Erika Stefani. Tra pochissimo ci sarà Chiara Soldani, lei arriva da leggifuoco.it, lo trovate anche in cartaceo, si chiama Fuoco e ci riassume la settimana secondo lei, tirando fuori argomenti sempre molto potenti, molto controversi, molto censurati sui social, tanto che quando parla la Chiara Soldani di solito ci bloccano su YouTube. Però intanto è arrivato anche il momento della pausa del primo blocco, giusto? Quindi uno spottino per ricordarvi chi siamo, cosa vogliamo da voi, se non fossero quei 5 euro che potete darci per aiutare Radio Libertà facendo un giro sul nostro sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, scoprendo che la nostra radio non vive d'amore, ma vive anche grazie al vostro sostegno economico. Poi più tardi vi parlo dei gadget che stiamo preparando per la Pontida del 21 settembre. Ragazzi, si sono aggiunti gli ombrellini portatili, roba oltre chiaramente alle mutandine da uomo e da donna. Dopo ve ne parlo. Restate lì, torno tra 30 secondi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E naturalmente grazie a chi sostiene Radio Libertà anche attraverso il conto corrente postale, che sembra una cosa vintage, ma lo è. Ed è bellissimo riprovare l'emozione di fare la coda insieme ai marocchini fuori dalla posta, entrare in posta, prendere uno di quei moduli bianchi e scriverci il nome del conto corrente postale 3767 1294. Lo ripeto perché non mi state prendendo sul serio oggi, conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà. Provate anche voi questa emozione, mica sempre l'internet, ti faccio il bonifico, no, l'emozione di sentire, ecco, rumore del modulo del conto corrente postale 3767 1294, lo intestate a Radio Libertà e ci scrivete la cifra, fosse anche solo 5 euro, per dire a Sammy Varin: sì, ti ascolto, mi piaci mica tanto, ma riconosco che fate una bella informazione. Detto questo, c'è una telefonata in onda che sicuramente mi sputtanerà. Pronto, chi c'è in linea? Sicuramente dal Veneto. Ciao. Beh, guarda, ci mancava ancora sto conto corrente postale. Ma ragazzi, ma tu sei mai andato in posta? No, mica scemo, non ci vado mica. Tra permessi di soggiorno, gente che non sa neanche leggere e scrivere e tiene mezz'ora le impiegate lì per compilare un bollettino. È un disastro la posta, per carità. E poi, per piacere, basta con sti 5 euro. Con l'inflazione i 5 dovrebbero essere arrivati come minimo a 50. Grazie. Perché altrimenti facciamo, sai, come quelli della canzoncina: 5 euro ti dà il lunedì, 5 euro ti dà il martedì, sai, quelli della Prix. Vero. Dai, anche quella, per piacere. Vero. Comunque il motivo della mia chiamata era un altro. Sì. Sulla vicenda, sai, della questione di Nordio e tutte queste robe varie. Oh signor.
È vero che è importante l'autonomia, però prima di quella deve essere fatta un'altra riforma, ovvero quando va su un governo si porta dietro tutta la propria amministrazione, come avviene negli Stati Uniti, perché altrimenti ci troviamo il Presidente del Consiglio di destra e il funzionario del Ministero dell'Interno o del Turismo o di quello che vuoi, che sono tutti sinistroidi e ti creano un sacco di problemi. Bisogna fare questo grande cambiamento, è per questo che Nordio si trova adesso nei pasticci, perché intorno purtroppo deve avere ancora gente della vecchia conclave di sinistra. Ciao, buon lavoro e per cortesia non fa più la rassegna stampa con quei due scagnozzi come quelli di stamattina. Grazie caro, Che assolutamente. vadano ancora all'asilo. Ciao, Grazie ciao, caro, grazie. no, mi sono piaciuti tantissimo e anzi li promuovo al 100%. Sì, una bella spoilerata, visto che dobbiamo cambiare il boiler, anche facciamo spoiler completo, ogni governo che passa, spoiler 100% anche di tutti quelli che lavorano da una vita. Mi viene in mente... Certo, mi dicono che c'è una chiamata sul telefono rosso. Dicevo, quelli che sono lì da una vita, mi viene in mente Monorchio, ve lo ricordate? Il terribile Monorchio, che non se ne andava più, era lì per sempre. Stiamo scherzando naturalmente, ma c'è una chiamata sul telefono rosso? Assolutamente. Allora, o è Trump o è Lisetta. Sentiamo un attimino. Hello? Magari fosse Trump. No, meglio la Lisetta di questi tempi, meglio, buongiorno. Ha fatto un errore di sbaglio. Signor Semmi. Buona giornata intanto. Allora, l'Europa sta annaspando, signor Semmi. Allora, nel primo semestre 2025 il principale costruttore, mi sembra, di veicoli in Italia ha accusato una perdita del 27%. Allora, il dato, da quello che ho letto io, è riportato da vari quotidiani e dimostra quanto, signor Semmi, siano inadeguate o lente, dico io, le politiche europee rispetto agli scenari che si vanno delineando nel mondo. Allora, se la Cina ci invade con prodotti di alta tecnologia, ma che costano la metà di quelli europei, se l'America impone sti benedetti dazi a tutto il mondo per tutelare i suoi prodotti, l'Europa, secondo me, annaspa nel mare delle illusioni. Allora, illusioni che il mondo sia come prima, che regalassimo ai cinesi tutta la tecnologia di cui disponevamo, merito anche della globalizzazione, signor Semmi. Illusione che i paesi del terzo mondo stessero a guardare mentre noi consumavamo le risorse del pianeta. Illusione che la diplomazia e le chiacchiere vincono sempre su tutto. E mentre l'Europa chiacchiera e discute sul nulla, il mondo va avanti. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie cara, e ricordiamolo che la Lega è stata l'unica che ha votato contro questa Europa nelle scorse ore, bocciando la von der Leyen, ma siamo stati gli unici. Silenzio signori, ci colleghiamo da leggifuoco.it, anche in versione cartacea, si chiama Fuoco questo giornale, arriva Chiara Soldani. Buongiorno Chiara. Ciao Sammy, ben trovato, un saluto ovviamente a te e a tutti gli ascoltatori. Chiaramente salutiamo gli amici dei social che quando parla Chiara Soldani vengono bloccati perché purtroppo sui social non piace quello che Chiara sta per dire. Attenzione, Chiara oggi è dalla parte degli uomini vittime di violenza. Prima abbiamo parlato di femminicidio, ma non c'è solo quello, signori, tra poco ce ne parla, ma parleremo anche di infarti post vaccino, ma anche gli schermi video sono un pericolo per i nostri ragazzi. Insomma, cose dall'altro mondo per alcune testate che di queste cose proprio non parlano. Mi zittisco, sentiamo da dove parte Chiara Soldani.
Ti ringrazio Sammy, mettiamo il turbo anche in questo venerdì carico di notizie e soprattutto le notizie ad alto rischio di censura e quelle che ci hanno chiaramente fatto più arrabbiare nel corso di tutta la settimana. Come ben sai Sammy, io ma ovviamente noi tutte persone di buon senso siamo sempre dalla parte degli uomini vittime di violenza e siamo sempre dalla parte degli uomini giusti, corretti, per bene, ce ne sono. Anche se chiaramente da uomo mi puoi confermare tutto questo, l'uomo nella narrazione mainstream contemporanea è sempre un po' il colpevole, non è mai la vittima. Chiaramente questo ruolo non può essere incarnato dall'uomo per tutte le ragioni che conosciamo benissimo, per questo femminismo imperante, per questa sedicente cultura patriarcale e chi più ne ha più ne metta. Ma il casus belli di questa settimana riguarda il municipio 6, il municipio sesto del comune di Roma, quindi ci trasferiamo momentaneamente a Roma dove è successo veramente un putiferio. Una delibera per l'apertura di un centro di ascolto di uomini vittime di violenza è diventato il motivo per il quale femministe e PD hanno deciso di imbracciare, diciamo così, le armi, metaforicamente parlando, ma non troppo, e fare la guerra ovviamente alla giunta che tanto per cambiare diciamo ha trazione di destra, insomma, quindi ha una matrice politica che sappiamo benissimo, insomma, a questi personaggi non piace particolarmente. PD e femministe insorgono appunto contro questa iniziativa più che giusta, che ricordiamo non va minimamente a minare quelle che sono le sacrosante, lo ribadiamo ogni volta, iniziative che cercano di aiutare, accogliere e ovviamente prevenire la violenza nei confronti e ai danni delle donne. Quindi non è assolutamente un derby e quando si parla di violenza di genere noi dovremmo in realtà ricordarci non soltanto della violenza sulle donne, ma anche della violenza perpetrata ai danni degli uomini, della quale non si parla, ma ciò non toglie che appunto esista. Succede questo, un'iniziativa che abbiamo detto giusta, anche perché in Italia c'è un problema non soltanto di denuncia da parte degli uomini, ma anche di raccolta dei dati, quindi è un fenomeno purtroppo del quale non si parla, anche perché ufficialmente, visto che ci sia tutto questo patriarcato, insomma, in virtù di questo chiaramente non si può neanche fare una raccolta di dati e di statistiche per quanto riguarda le denunce da parte degli uomini. L'assessore Monica Lucarelli del Comune di Roma, ovviamente alle pari opportunità, dice che questa delibera è pericolosissima e antiscientifica. Altre voci autorevoli, sempre politiche, per esempio la voce di Valeria Valente, senatore PD, che dice su Facebook: questo è un attacco a tutto l'impegno portato avanti per sconfiggere ovviamente la cultura patriarcale, è un attacco alle donne addirittura, e ci chiediamo come possa rappresentare un attacco alle donne, ai centri antiviolenza femminili, ed è una visione mistificata della realtà. In realtà c'erano state anche delle iniziative Sammy a Napoli, c'erano stati dei manifesti che segnalavano appunto la presenza e l'esistenza di questo numero per chiedere aiuto, che è il 1523, manifesti che erano stati ovviamente boicottati perché è molto scomodo e scabroso parlare appunto di uomini che hanno bisogno di aiuto. In Italia, come ti dicevo, non vengono raccolti dati, ciò non toglie che ci siano varie forme di violenza, magari quella fisica è in percentuale inferiore, però ci sono gli stalking, ci sono tantissimi episodi di manipolazione, di violenza psicologica, ce ne sono veramente tanti, e soprattutto i vari ricatti sul fronte separazione e divorzi in presenza chiaramente di figli. Quindi possiamo purtroppo parlare di un fenomeno terrificante che dovremmo anche approfondire, ovvero quello dell'alienazione parentale, quindi l'utilizzo della prole chiaramente come un'arma per andare a contrastare e fare la guerra all'ex coniuge. Chiara Del Guerra, assessora alle pari opportunità del municipio sesto di Roma, dice: le pari opportunità mirano a generare un benessere collettivo, quindi a proteggere tutti gli individui indistintamente, anche per esempio gli omosessuali, perché non si parla anche della violenza nelle coppie omosessuali, quindi questo a riprova del fatto che non ci sia né razzismo e né sessismo in tutto questo. La partecipazione alla vita sociale deve essere rispettata, deve essere inclusiva e soprattutto senza discriminazioni anche nei confronti degli uomini. Ricordiamo in chiusura, diciamo, di questa notizia, di questo primo spazio iniziale del nostro venerdì insieme, che la giunta municipale sia guidata da Nicola Franco di Fratelli d'Italia,
che chiaramente insomma ha deciso di sposare questa giusta battaglia, ma che sta chiaramente facendo anche i conti un po' con tutto questo corollario di polemiche e non soltanto. E insomma, Sammy, quello della violenza nei confronti degli uomini è un fenomeno esistente, è veramente un dolore il fatto che non se ne possa parlare in maniera libera, senza censure e senza sempre questi teatrini veramente agghiaccianti da parte soprattutto della sinistra, ma noi ovviamente continueremo a parlarne. E un plauso chiaramente anche al coraggio del Municipio Sesto di Roma, che è riuscito insomma a portare avanti e sta portando avanti con fatica questa iniziativa veramente molto giusta e significativa. Altro tema caldissimo, quello chiaramente del Covid, notizia che ci arriva dalla Puglia, dal Brindisino, un 40enne bracciante agricolo ha deciso di chiedere un risarcimento ingente giustamente all'ASL del suo comune di appartenenza. L'episodio risale all'estate del 2021, seconda dose di vaccino Pfizer, e un'insorgenza costante di gravissimi problemi, tra l'altro anche un infarto che è stato dimostrato essere correlato appunto alla somministrazione della seconda dose di vaccino. Bracciante agricolo giovane, un 40enne che non aveva assolutamente precedenti problemi di salute, quindi insomma godeva di uno stato di salute ottimo, secondo vaccino e appunto quanto riporta il legale che difende appunto il bracciante agricolo brindisino, l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, dice: è stata dimostrata appunto la correlazione tra la somministrazione del vaccino e l'infarto miocardico, che ha prodotto tra l'altro un danno biologico nella misura del 25%. Stiamo parlando di una persona che effettua insomma un lavoro fisico anche molto faticoso e impegnativo, e quindi chiaramente questo danno fisico gli sta arrecando delle problematiche non indifferenti anche sul fronte lavorativo, non soltanto chiaramente nella qualità della vita. È stato richiesto un indennizzo di 100.000 euro per le reazioni avverse appunto subite. E ricordiamo l'articolo 41 del codice di procedura penale che in sintesi sostiene che nel giudizio di danno, quindi nella richiesta di danno, sia sufficiente appunto che il vaccino in questo caso abbia contribuito in modo significativo all'evento, in questo caso appunto all'infarto. Quindi diciamo che i presupposti per chiedere questi indennizzi ci sono ovviamente tutti. Questo signore purtroppo presenta una vulnerabilità cardiaca con una cardiomiopatia ed eventi ischemici acuti, quindi chiaramente anche questi sono argomenti scomodi, ma i danni da somministrazione di vaccino li conosciamo, ne parliamo sempre, e quindi è bene che le persone effettivamente sappiano quanto sia accaduto e soprattutto che facciano valere i propri sacrosanti diritti, anche se la salute purtroppo non può essere restituita con nessuna cifra, insomma somma di denaro per quanto ingente e significativa. Per quanto riguarda meno schermi e più libri, questa è un'altra nostra battaglia, soprattutto per quanto riguarda i bambini e i ragazzi. Parliamo brevemente, approfondiremo meglio quello che viene definito un po' il ciuccio digitale, quindi l'utilizzo smodato di schermi, tablet, soprattutto da parte dei genitori nei bambini più piccoli per distrarli, insomma, e anche per alleggerirsi probabilmente da un carico anche piuttosto impegnativo nella gestione, per esempio, dei pasti o comunque dei momenti liberi e di svago appunto dei bambini. I danni sono superiori rispetto a quanto si possa immaginare, ci sono danni cognitivi, psicologici, nella gestione anche delle emozioni, perché chiaramente uno schermo non interagisce come un adulto, come anche semplicemente un coetaneo, e dobbiamo anche ricordare i dati molto significativi ma altrettanto allarmanti della Società Italiana di Pediatria, che dice che il 30% dei genitori utilizza degli schermi per gestire i momenti più critici, per esempio i capricci appunto con i propri figli. Nel primo anno di vita, quindi parliamo di bambini veramente piccolissimi. Nel secondo anno di vita la percentuale aumenta, sono il 70% i genitori che si servono appunto di tablet, smartphone e quant'altro per intrattenere i propri figli. Le conseguenze, insomma, le abbiamo brevemente sintetizzate, problemi anche per quanto riguarda lo sviluppo corretto del linguaggio, la socialità, perché questi bambini iniziano fin da subito ad isolarsi con questi schermi, e insomma il nostro consiglio veramente spassionato è quello di spegnere di più i telefoni, insomma accendere un po' di più la fantasia, basta semplicemente un libro, anche un foglio di carta con dei pennarelli, probabilmente tornare ai metodi antichi, diciamo così, di intrattenimento e di gioco sarebbe cosa buona e giusta, caro Sammy. Cosa posso dire? Applaudirti, perché siamo tra i pochi che dicono queste cose e ci bloccano pure su YouTube. Penso un po', il ciuccio digitale. Sì.
ed è tutto vero, perché sappiamo i nostri bambini, i nostri figli come sono messi e se ci riconoscono ancora come genitori soprattutto e per fortuna lanciamo questi allarmi quotidianamente su queste frequenze. Io spero, ne parlavamo prima anche con la senatrice Stefani, che se ne faccia qualcosa di più anche con il governo e si riesca a migliorare ulteriormente la comunicazione. Chiara Soldani, non posso che ringraziarti. Cercate Chiara Soldani sui social, ma anche su leggifuoco.it. Naturalmente ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie Sammy, un caro abbraccio a te e un buon fine settimana a tutti. Nei tuoi occhi vedo me, chiuso in un ricordo, ormai da troppo tempo. E in silenzio spero che tu abbia solo il meglio di tutto il mio passato. Non ti preoccupare se sbaglierò, avrò la mia rivincita, non sono certo l'unica. Resta qui a guardarmi perché so che ogni volta mi proteggerai, Anche quando tu non lo vorrai, perché sai che nessun altro ti conosce più di me. Noi che siamo indivisibili, così diversi, così simili. e se poi non sei più accanto, il mio canto è lì con te. Nei tuoi occhi vedo me, dentro quella foto che mi piace tanto. Chissà se stavi pensando ai miei primi passi, al mio primo pianto. Ho chiesto un po' di luce qua giù e poi all'improvviso sei arrivata tu a illuminare il buio ed ora so che ogni volta mi proteggerai, Anche quando tu non lo vorrai, perché sai che nessun altro ti conosce più di me. noi che siamo indivisibili, Così diversi, così simili, e se poi non sei più accanto, il mio canto è lì con te. Le voci di qualcuno che non ascoltarle, non no, vuole rivederci insieme. ne incontrerai ancora Non mi tanti. interessa e sai perché. Se sono insieme a te, Tutto è possibile. io lo so che mi proteggerai, Anche quando tu non lo vorrai, perché sai che nessun altro ti conosce più di me. noi che siamo indivisibili, Così diversi e così simili, e se poi non sei più accanto, il mio canto è lì con te. Urca ragazzi, che pezzo! Ci dà ancora un po' di ottimismo riguardo i rapporti tra padre e figlia. C'è ancora speranza. Abbiamo appena parlato di ciuccio digitale, signori, e invece c'è ancora speranza perché è uscita questa splendida canzone Tutto è possibile di Sara con papà Davide. Ciao ragazzi! ciao. Grazie per essere con noi, signori. E qualcuno adesso dirà, cavolo,
ma quelli io li ho già visti, la canzone no perché è molto recente, ma questi li abbiamo già visti. Sara e papà Davide sono quelli che si sono classificati secondi in una famosa trasmissione, Io Canto Family, ma guarda, adesso tutti, sì, sono loro. Ragazzi, che esperienza incredibile non avete fatto? Raccontateci qualcosa. Io intanto vado a sbirciare su YouTube perché ho visto anche interpretazioni di altre canzoni anche con dei pezzi grossi. Raccontatemi un attimo questa esperienza in Io Canto Family. Vado io o vai tu? Vai tu, dai, vai tu. Vado io? Vai tu. Allora è stata un'esperienza molto bella perché, diciamo, questa esperienza ci ha dato l'opportunità di iniziare a cantare insieme. Perché, diciamo, prima di andare in trasmissione non avevamo mai cantato insieme, nonostante avessimo la stessa passione. E quindi, diciamo, guarda, che bello! E diciamo, quindi ci ha dato l'opportunità di poter iniziare a cantare insieme e da lì non abbiamo più smesso. Sì, comunque vabbè, è stata un'esperienza molto frenetica e forte, molto forte. Sono stati 5 puntate con tanta preparazione dietro, ma molte ansie, gioie, bellissimo, veramente è stata Cioè, anche perché voi insomma non siete personaggi televisivi, non siete già cantanti affermati, conosciutissimi, eccetera. Era la prima volta che andavate in televisione, magari. Era la prima volta che andavamo in televisione ed era la prima volta che Sara, mia figlia, cantava con me. Io, vabbè, qualche serata in giro, qualcosa ho fatto, però roba ovviamente a livello amatoriale. Poi c'è stata questa occasione e l'abbiamo presa. È stato un gioco, per gioco abbiamo fatto il provino e ho detto, ma sì, chissà se ci prendono, ma va, figuriamoci se ci prendono. Invece ci hanno preso e poi c'è stato tutto l'escalation della trasmissione. Quel che è successo è successo. Poi vari brani, tipo io canto il mio canto libero, Up Where We Belong e tutto il resto. Allora, chiaramente chi ci sta seguendo e non conosce Sara e papà Davide, vi conviene digitarli su YouTube, perché stiamo anche trasmettendoli sui nostri social in questo momento. Ci sono parecchi pezzi che avete cantato, anche in questo caso con Anna Tatangelo, che hanno non 2, 3, 4, 5.000 visualizzazioni, ma uno sproposito di visualizzazioni, perché vuol dire che avete colto nel segno, che avete trasmesso un messaggio. Abbiamo parlato prima di ciuccio digitale, del fatto che i nostri figli, e soprattutto quelli più giovani, ormai quasi non sanno più chi è il papà e chi è la mamma, perché hanno sempre in mano il cellulare. Beh, qui per fortuna c'è tutta un'altra storia, c'è speranza, perché tutto è possibile, dice questa nuova canzone di Sara e papà Davide. E io vi chiedo naturalmente qual è il segreto, perché io adesso non mi ricordo quanti anni ha Sara, adesso ce lo dirai, ma ho 2 figli di 14 anni e devo dire che le problematiche ci sono, perché hanno perennemente in mano il telefono, si guardano tutte le varie serie, eccetera, o se hanno da chiedere qualcosa non la chiedono più a me, la chiedono a ChatGPT. Allora, il segreto, vabbè, alla fine ho cercato, sia io che mia moglie, abbiamo cercato di avere un rapporto amichevole, non proprio di padre o madre che bastonano i figli. Quindi siamo stati, diciamo che io e Sara e Marica siamo complici, siamo amici, specialmente con l'unione della musica, nel senso che a 9 anni lei ha cominciato a appassionarsi, ad avvicinarsi alla musica, grande mia passione, e si è creato questo rapporto. E poi c'è anche un altro segreto da fare: guardare le serie insieme. Ah sì, ci devo provare, giuro che ci devo provare. Il problema è che appena mi avvicino al telefono ti tirano sullo sguardo: cosa c'è papà? Cosa c'è? No, avete ragione, qui bisogna prenderli in un altro modo. Vale per me, signori, ma consigliamo le serie. Bravo. Sì, è vero.
È vero, è Io, vero. io mi sono appena guardato l'altro giorno segretamente quella terribile sudcoreana, come si chiama quella terribile serie? Squid Game. Ma porco cane, ho passato un weekend a guardare Squid Game, è stato terribile. Mi sono guardato la prima serie e veramente che lì è un allarme sociale, secondo me. Facciamo vedere queste cose ai giovani e c'è anche Vince che mi guarda, no? Squid Game, tu l'hai visto Squid Game? Coreano. Hai visto? Perché lui è razzista, No, sono no, c'è anche coreani. in italiano. C'è in italiano, ma naturalmente scherziamo. Però capiamo insomma che se li lasciamo fare questi, cioè Squid Game è una roba con una violenza pazzesca che però mi ha detto mia figlia lancia un messaggio. Lancia un messaggio. È vero? Sì, lancia un messaggio. Alla fine, vabbè, non voglio fare spoiler, però c'è un messaggio dietro dato dal protagonista, anche molto forte. Cosa devo dirti? Mi piace questa idea, guardiamo insieme le serie, perché effettivamente ci ho provato anch'io con lo Squid Game e qualche episodio ho tirato dentro mia figlia Tabata, ce la siamo guardati insieme, però ragazzi dopo un po' veramente me lo sono sognato di notte. Io che ho una certa età immagino chi è più giovane. A proposito, la Sara quanti anni ha? Ne faccio 15 il 23 luglio. Oh, e allora praticamente sono quasi coetanei, i miei hanno appena compiuto 14 anni, quindi capisci Sammy Varin come sei ancora rimasto indietro, ti devi aggiornare. Sammy Varin, devi cantare una canzone con i tuoi figli. Ma guarda, ci faccio un pensierino, assolutamente. Sara e papà Davide. Allora, prima di tutto, dove possiamo trovare questa canzone? L'ho già detto, semplicemente su YouTube o su tutti gli store digitali. Manca forse ancora un video, secondo me, perché siete diventati così famosi con i video di Io Canto Family e con migliaia, centinaia di migliaia di visualizzazioni che forse non ne hai bisogno, dici? Un video, dici, su Tutto è possibile? Esatto. Non ci abbiamo ancora pensato se farlo o non farlo, sinceramente. Venite qua, perché, passate qui dagli studi di Radio Libertà, vi affittiamo i nostri studi per qualche ora e lo girate qua da noi, ci vuole qualcosa anche... Devo parlare con la Grey Records. Dai, cercate di... Perché voi avete bisogno anche, lo dico in senso buono, di apparire, perché un padre e una figlia, soprattutto una figlia di questa età, avete sentito, intorno ai 15 anni, è importantissimo far vedere che c'è ancora la possibilità, tutto è possibile, la possibilità di avere un rapporto più ravvicinato, più continuativo, dialogo, rispondere alle domande della vita anche insieme, e soprattutto quella frase, è una frase bellissima che mi ha colpito in questa canzone Tutto è possibile, perché sai che nessun altro ti conosce più di me. È bellissima e te l'ho detto, è importantissima, perché oggi i genitori molte volte sono dimenticati, sono quasi dei rompiscatole e c'è il telefonino che ti conosce ancora meglio di quanto ti conosce tuo padre. Cose importantissime, signori. Stiamo lanciando e ci stanno anche scrivendo al 340-6709-659 per ringraziarvi, per farvi complimenti, perché il vostro è un messaggio bellissimo, assolutamente da raccontare, e l'idea che vi do, cari ascoltatori di Radio Libertà, è proprio di cercare Sara e papà Davide su YouTube con la canzone Tutto è possibile e condividerla sul telefonino di vostri parenti, amici che magari hanno figli intorno ai 14-15 anni. Mi fermo, un minuto, tutto per voi, chiaramente progetti, qualcosa si muove, qualche altra trasmissione TV, perché ribadisco e discoriba, il vostro è un bell'esempio, secondo me, da raccontare più spesso attraverso la radio, non solo questa radio, ma anche altre radio e soprattutto la televisione. Davide. Niente, allora, progetti futuri, per ora sono in cantiere altri brani,
più faremo anche ovviamente noi facciamo anche degli eventi, quindi andiamo in giro a fare delle serate, quindi in giro per locali, pub, tutto il resto, per divertirci, perché proprio la musica è una passione, quindi la passione più bella è quella di cantare, quindi cantare in giro è bellissimo. Fermi tutti, allora avete sentito, questi due girano anche negli eventi. Dove fate base? Di dove siete esattamente? Allora, noi siamo tra Milano e la provincia di Lodi, siamo il primo paesino della provincia di Lodi, però ci muoviamo in quasi tutta la Lombardia. E allora, signori, fatevi avanti, abbiamo parecchi eventi che pubblicizziamo anche su queste frequenze. Se volete sul palco Sara e papà Davide con questo bell'esempio di connubio tra papà e figlia, tutto è possibile. Contattate Davide. Davide, c'hai un profilo social dove vi possono cercare al volo, magari per proporvi di fare una bella serata sul palco? Ok, vabbè, allora c'è un profilo Facebook proprio Sara e papà Davide, o se no anche sul nostro sito internet che è www.gugliotta.eu, che è il nostro cognome. Lì c'è la storia di Io Canto e la pagina di Sara e papà Davide. Fantastico. Comunque, se qualcuno ci vuole contattare, noi siamo qui. Fantastico, datevi da fare signori, che in quest'estate è bella fare anche questo controinformazione parlando di famiglia con la F maiuscola. Sara, Davide, è stato un onore, grazie davvero. È stato un onore per noi. Grazie mille. Ciao. Ciao. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Quest'isola era il laboratorio di ricerca del Jurassic Park originale. Siamo venuti in un posto che non è per noi. Che diavolo sono quelli? Spinosauri. Difendono il territorio, ti seguono, cacciano. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. I peggiori dei peggiori li hanno lasciati qui. Jurassic World, la rinascita, dal 2 luglio al cinema. 4 diversissime sorelle. Ciao amici follower di Tutto il più bello Contessa. Un simpatico pinguino. Mi è sembrato di vedere uno dei 3 pinguini ballare così. Un'avventura straordinaria. Vogliono spedire Paolo all'estero. Dobbiamo portarlo subito al sicuro. Paul, un pinguino da salvare. Dal 10 luglio solo al cinema. Superman, l'essere più potente sul pianeta Terra. Ti distruggerò. Buona fortuna! Krypton! Hai portato quel cane, perché? Superman, dal 9 luglio al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ho scritto questa canzone in dialetto rossanese, che è un dialetto della Calabria, ripensando a quelle parole che mio nonno, che ormai non c'è più, ripeteva tutti i giorni. E queste parole erano: povera Italia. E adesso che mi ritrovo a Milano da 6 anni da solo, senza la mia famiglia, e vedendo la situazione attuale di questo paese, non ho potuto far altro che scrivere questa canzone, ricordando appunto le parole di mio nonno. E questa è Povera Italia. Un saluto a Sammy Varin e a tutti gli amici di Radio Libertà da Quarto. Sogno il mare di notte, la nebbia assassina, la corte marziale. Io sogno vecchie rugose che prendono il sole se fa un caldo bestiale.
La tele le chiama, ma sembrano morte. Il fuoco che è acceso con la pasta che scuoce. La tele si spegne, portavi il rumore. Il nonno si è alzato, già sento la voce. Povera Italia, chi ne guagnuna, senza fatica, senza una casa. Te una mujer e manche un figlio, ma te una vent'anni e gli occhi capite se mi rubenate. Povera Italia. E all'età tu ero sposato, già con 4 figli, compreso tuo padre. Avevo un bel posto fisso e una moglie di lusso che sa cucinare. Uscivo a passeggio con i miei 4 amici, non c'era il telefono e non c'erano impicci. Tornavo la sera, già pronta la cena e mio nonno che urlava con la bocca piena. Povera Italia, chi ne guagnuna, senza fatica, senza una casa. E all'età tu abbia vissuto 100 anni, tu invece passi un anno e passi anni se mi ruberate. Povera Italia, dovremmo alzare la testa e capire i contesti, miei cari antenati. Ci sono nuovi problemi, ogni epoca a sé e vive dei propri drammi. L'Italia rallenta e si è un po' chinata, colpa dell'inflazione, il cittadino che paga conseguenze dovute a chi ha vissuto la trama ed ha pensato a se stesso, ma non ai suoi figli che vedranno la pensione solo scritta sui libri. Povera Italia, chi ne guagnuna, senza fatica, senza una casa. Una mujer e manche un figlio, ma te una vent'anni e gli occhi capite, alziamo la testa. Povera Italia, lasciata marcire in un bagno di fango, qui giace l'Italia, un popolo affranto ma che canta sempre, continuamente da voglia di festa, è una donna che balla con il tacco a punta. Povera Italia. Cioè ragazzi, ma che pezzone! Oggi sto esagerando veramente. Prima Sara e papà Davide, tutto è possibile. Adesso una critica, ma anche una dichiarazione d'amore al nostro paese con Povera Italia. Lui si chiama Quarto, vive a Milano e questa canzone è metà in italiano, metà in calabrese, in dialetto rossanese, immagino rossano calabro. L'ha cantata Quarto qui a Milano al Castello Sforzesco la scorsa settimana. Pazzesco! Oh, una vera e propria lettera d'amore che va ascoltata, riascoltata e anche qui, signori, questo è oro colato, non la trasmette quasi nessuno tra le radio nazionali perché Quarto non paga, non tira fuori i dindi e lo sapete, è tutto un magna magna, ve l'ho già insegnato su queste frequenze, anche nell'ambito della musica è tutto un magna magna, se sei bravo, se sei figo, se canti bene, se lanci un buon messaggio, e però se non paghi le radio non ti trasmettono. Bravo Quarto, Povera Italia, la trovate su tutti gli store digitali e naturalmente anche su YouTube. Sono le 14.09, sì, sono proprio io, Sammy Varin, sì, questa è Radio Libertà e siamo in diretta. Ma che ci faccio di pomeriggio? Me lo sto chiedendo, ma intanto lancio Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. No, soprattutto sono contento perché una volta tanto rivedo la Sveva in regia e che cavolo, sempre uomini, anche piuttosto bruttarelli, e per fortuna ogni tanto si cambia un look diverso assolutamente, ma soprattutto la bravissima Sveva che ho conosciuto proprio i primissimi mesi in cui ha fatto capolino su queste frequenze, ormai sei diventata una cosa eccelsa in regia. E qui naturalmente l'appello figlio d'Apollo per i giovani a proposito di lavoro eccetera, e lo sapete che questa radio è una palestra importantissima per chi vuole fare radio, televisione, politica. Avete sentito i giovani questa mattina hanno condotto la mia rassegna stampa benissimo, si sono divertiti loro, vi siete divertiti voi e hanno fatto bella informazione.
Contattate Radio Libertà se avete voglia di fare la differenza. Scrivete una mail anche al sottoscritto sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Radio Libertà sui social. Noi facciamo la differenza, ma soprattutto vi parliamo degli appuntamenti da non scordare. Allora, prima di tutto, e lo sapete, adesso c'ho questa deviazione, Pontida, l'ufficiale, quella del 21 di settembre, la Pontida della Lega Nazionale, dove arrivate da tutta Italia sul sacro pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Nella Pontida Nazionale ci sono stand da ogni parte d'Italia, ogni sezione della Lega, ogni associazione che ha qualcosa da dire, da raccontare, porta il proprio materiale, i propri gadget, i prodotti del territorio e ci troviamo tutti quanti domenica 21 settembre sul pratone di Pontida, chiaramente per ascoltare Matteo Salvini e i big della Lega, come ad esempio il generale Vannacci o Silvia Sardoni o tanti altri parlamentari, consiglieri regionali o chiaramente presidenti di regione come Luca Zaia. Siamo tutti lì. Noi di Radio Libertà facciamo diretta come ogni anno su tutti i nostri canali, ma soprattutto siamo lì presenti al gazebo, come lo chiamo io, ma un vero e proprio stand, uno stendone di Radio Libertà, dove incontriamo voi ascoltatori, molti arrivano anche per la prima volta, ci si conosce finalmente e abbiamo i nostri gadget. E ne stiamo preparando alcuni, ragazzi. Allora, alcuni sono assolutamente impresentabili, però lo sapete, io sono sincero, non posso non farveli vedere. Allora, cominciamo da quelli presentabili. Sveva, facci vedere questo ben di Dio, ragazzi. Cioè, mi alzo in piedi, signori, perché poi molti di voi non hanno i social, non ci guardano su YouTube, su Facebook o sul sito radiolibertà.net o sull'app e gli devo raccontare che cosa si vede. Ragazzi, questi sono gli ombrellini di Radio Libertà. Cioè, ma uno dice, ma c'è scritto davvero Radio Libertà sulla copertina dell'ombrello e la Sveva ne vorrebbe già uno. È chiaro che qui subito poi arrivano, no, me lo spedisci per posta? No, non sono un ufficio postale, chiaramente. Allora, o ci venite a trovare negli studi di Radio Libertà a Milano, via Bellerio 41, nel fortino della Lega, oppure dovete aspettare Pontida 2025, il 21 di settembre. Gli ombrellini di Radio Libertà, roba esclusiva, chiaramente a tiratura non limitata ma limitatissima. Se pensate di arrivare tardi a Pontida, la Pontida del Sammy Varin inizia alle 7 di mattina della domenica 21 di settembre. Se giustamente arrivate in pullman da Reggio Calabria e arriverete magari un po' tardi, prenotatelo. Mandate avanti un vostro amico, un vostro collega, eccetera, che arriva prima a Pontida e che mi dice: Sammy Varin, mi prenoto l'ombrello, verrà Giuseppino a ritirarlo. Cioè, guarda che bello, ragazzi. E naturalmente c'è una persona da ringraziare che non sono io, ma è il Marco Grimoldi, che troverete anche lui chiaramente al gazebo, segretario di una sezione della Lega che chiaramente ci dà una mano da anni ormai e soprattutto si inventa questi bellissimi gadget. Vi ho parlato dell'ombrellino, ma questo è niente, signori. Guardate qua cosa stiamo preparando. Guardate questo bellissimo orologio da collezione, signori. Qualcuno mi dice, facendo lo spiritoso, dove sono le lancette? Non fate gli spiritosi. Le abbiamo tolte le lancette solo momentaneamente per mettere le nostre firme. Guarda, quella è quella di Sammy Varin, di fianco Giulio Cainarca, ma c'è Sallusti, il nostro direttore, e stanno giorno dopo giorno aumentando queste firme, perché tutti i nostri colleghi che arrivano negli studi a fare la trasmissione firmano questi orologi. Sono due, non pensate ce ne saranno 150, col cavolo. Abbiamo le pezze al culo, non abbiamo soldi per fare troppi orologi, questi poi costano parecchio, chiaramente con le nostre firme, se li rivendete al mercato nero, ma è chiaro. I primi che arriveranno
a Pontida o semplicemente quelli che sganceranno più soldi. Si parte da un'offerta minima di 10 euro, ma dobbiamo arrivare almeno a 50. Se non ci date 50 euro, un orologio funzionante, uno pensa, ma è finto. No, è funzionante, con le firme di tutti i componenti dello staff di Radio Libertà. Sveva, hai già firmato? Hai già firmato? Non ancora. Sospendiamo le trasmissioni. No, non vado avanti. No, non vado. Adesso la Sveva va di là e firma. Io non proseguo la trasmissione, ti avviso. Ok, quindi Mimmo Magnetta sta firmando in questo momento, signori. Speriamo non distrugga l'orologio. Anche lui firma. E questa è roba chiaramente per collezionisti. Altrettanto per collezionista questo orologio. E questo non è una cinesata, è una roba fatta a mano da un artigiano montanaro, che devo ancora chiedere se lo possiamo nominare, perché è veramente una bella persona. Signori, la bottiglia impresso fusione, abbiamo pressato una bottiglia, non c'è dentro il vino. Qualcuno mi chiede che il vino c'è dentro, ma fate gli spiritosi oggi? Una bottiglia vera pressata con lo stemma di Radio Libertà e le lancette vere che girano, Gedentar l'Urelodge davvero. Chiaramente di queste abbiamo più esemplari, però non ne abbiamo 100.000. Una bottiglia di questo tipo che si appende proprio in taverna, in cucina, con scritto Radio Libertà, penso che sia il sogno di ogni ascoltatore di Radio Libertà. Subito mi scrivete, me la spedisci col cavolo, non sono un ufficio postale, questa bottiglia la trovate qui negli studi di Radio Libertà già da quest'oggi, ma la troverete solo e soltanto alla Pontida Nazionale del 21 di settembre al gazebo di Radio Libertà. Ci sono altri gadget che non posso dirvi, il più richiesto sarà sicuramente il portachiavi bruciacchiato in legnetto con le firme del Semivarine, magari anche dei parlamentari della Lega, glielo farete firmare lì a Pontida. Portachiavi bruciacchiato nel camino di Calderoli. Chiaramente il prezzo sarà minimo, perché un portachiavino dai 5 euro in su, penso, ma già 5 euro te lo diamo, e ne abbiamo 50 pezzi. 50 pezzi ne abbiamo fatti, quindi i primi 50 che arriveranno al gazebo di Radio Libertà potranno portarsi a casa questo bellissimo ricordo in esemplare particolare. Ci sono 10 esemplari con il volto di Sammy Varin, e chiaramente è una roba da ricercati, nel senso che io sono ricercato abbastanza, e nel senso cattivo purtroppo del termine. Se volete un ricordo di questo tipo, sono ancora qui che mi chiedo, perché l'anno scorso sono andati a ruba quelli con la faccia di Sammy Varin, dovete assolutamente delegare qualcuno che verrà a Pontida il 21 di settembre per prendersi questi portachiavi. Parlo naturalmente per chi avesse degli impegni quel giorno o per chi non più giovane deve delegare. Ultimo ma non per ultimo, Sveva, le mutandine da donna di Radio Libertà. Cosa ridi? È una roba seria. Anzi, dovremmo fare pubblicità direttamente a te di queste mutandine, perché giustamente i registi della mattina fanno pubblicità ai mutandoni da uomo. Ci sono anche quelli. Cazzo ridi, non mi prendono sul serio. Neanche mia moglie mi prende più sul serio, una roba pazzesca. Giuro che esistono le mutandine da donna di Radio Libertà. Ci sarà anche un apposito stand dove si potranno provare. Pochissimi esemplari, certamente, anche in questo caso un ricordo bellissimo della Pontida 2025 da portare a casa a vostra moglie e vedere l'effetto che fa. Non lo so che effetto farà, lo vedete voi. Va bene? Basta così per Pontida? Sì, chiaramente stiamo pensando, meditando. C'è il nostro Grimoldi, Marco Grimoldi, che non dorme più la notte, adesso sta pensando agli accendini. Qualcuno di voi mi ha scritto un WhatsApp al 340 6709 659 chiedendo gli accendini. Non ce ne frega niente, non si fuma, fa male fumare, però qualcuno potremo anche farcelo, certamente. E poi certamente dal lato umano,
ne parlavamo prima, i social, certo, ci seguite in tutto il mondo sul sito, però vederci, raccontarci, baciarci, abbracciarci dopo un anno dicendo uè, Sammy Varin, ci sei ancora? E dopo tutto quello che ho e che magari avete passato anche voi, perché insomma non si è più giovani, bello esserci. In mancanza di Pontida, nel frattempo di Pontida, signori, sto leggendovi gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio. È ritornato il caldo a Milano oggi, venerdì 11 luglio, ore 18:15. Cosa avete da fare? La volete un po' d'anguria? Dai, no, non vi invito nella piscina della sezione della Lega qui in Bellero. Sapete che abbia fatto la piscina nel parcheggio? Non lo sapevate? Anche la Sveva non lo sa, di là c'è la piscina. Cazzo, mai nessuno che mi crede, è una volta tanto che sono serio. No, l'anguriata, signori, vi offriamo un po' d'anguria questo pomeriggio alle 18:15, anguriata della Lega Milano, via Botticelli 1, d'accordo? Ore 18:15, anguriata della Lega, una bella idea per stare insieme, per parlare di buona politica, per dire, oh, allora chi candidiamo a Milano, Non ci faremo mica bagnare il naso dalla sinistra che non ha ancora deciso, ma ad esempio in Veneto quelli hanno già deciso. No, dobbiamo sbrigarci. Appuntamenti da non scordare, targati Lega da scrivere in calendario. 1-2 agosto, signore e signori, se volete passare delle belle serate al lago, magari in compagnia della vostra lei, dicendo dai, ti porto a mangiare cose buone al lago, ci si arriva tranquillamente anche da Milano. Festival Lago e Valli, siamo alla 31esima edizione. La festa provinciale della Lega Salvini Premier arriva l'1 e il 2 agosto a Colico, non lontano da Lecco, dalla Valtellina, ma anche da Milano, per passare una serata diversa, ragazzi, al Palalegnone, che si trova in Viale Padania. Celoduristi della Lega, chiaramente non si può non venire. Palalegnone, Viale Padania, 1 e 2 agosto, festa provinciale della Lega a Colico, con importanti personalità politiche, ma soprattutto con il movimento Giovani di Lecco, con tutti gli amici leghisti della zona e soprattutto con molti curiosi, ne sono certo, che non c'entrano un cacchio con la Lega, ma verranno lì per mangiare robe buone, una bella frittura di pesce, i missoltini, non farmici pensare, robe erotiche davvero. Nel frattempo, martedì 15 luglio, martedì prossimo, c'è il congresso della Lega Giovani di Bergamo. Lo sapete, il nostro è uno dei pochi partiti dove si cerca di fare buona politica, ma anche di divertirsi. Cioè noi non vi facciamo sentire l'intervento di D'Alema di 3 ore. No, assolutamente, ragazzi. I giovani della Lega fanno politica, ma poi vanno anche in discoteca, fanno la serata a mangiare la pizza, si divertono. Congresso Lega Giovani di Bergamo, vediamo un po' chi vince. Martedì 15 luglio, ore 20:45 a Telgate, in provincia di Bergamo, presso la sala civica, via Roma 48. Se siete giovani o avete parenti o amici giovani, ma anche diversamente giovani, ragazzi, ci vado anch'io. Congresso Lega Giovani, una bella idea anche per fare conoscenze, certamente. Martedì 15 luglio, ore 20:45 a Telgate, in provincia di Bergamo. Gli eventi targati Lega li trovate tutti quanti sul sito legaonline.it, soprattutto gli appuntamenti televisivi. Oh, porco cane, mi è saltato fuori un altro gadget della Lega. Oh mamma mia, cosa faccio? Sveva, lo faccio vedere questo? Facciamolo vedere. Ma tu lo sai che cos'è? Ecco, se lo sta chiedendo. Io me lo sto ancora chiedendo, che cos'è? Dovete andare sul sito radiolibertà.net o su YouTube, su Facebook, cercando Radio Libertà, ve lo sto mostrando in questo momento. Che sarà mai questo essere strano? È una roba da mangiare, sembrerebbe, un morsettino ce lo darei.
Signori, facciamo un quiz, chiaramente chi telefona non vince un cacchio, però 0292947222, che cos'è questa cosa che vi sto facendo vedere? Oppure WhatsApp 340670969, non vale perché comunque ve l'ho già detto l'altro giorno, chi mi ha seguito rispondete, bastardi. No. Ve lo dico, prima ancora che mi rispondiate, questo è un ventilatore a mano. Picciu, tu fai così e gira cosa e ti fa fresco, capito? Chiaramente con scritto Radio Libertà, ragazzi, roba da collezione. Se il 21 di settembre fosse una Pontida calda, ragazzi, questo va a ruba, è un oggetto. Io me ne vergogno, certo, è peggio delle mutande, però sono quelle idee estemporanee che ci vengono e noi le facciamo, visto che siamo una radio libera, che facciamo quello che ci pare, che vi pare, e ci è arrivata questa proposta insieme a quella dell'accendino, chiaramente. Staremo a vedere cosa ci inventiamo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, signori. C'ho ancora qualche minuto e lo devo sfruttare assolutamente, anche perché è in arrivo la festa della Lega di Spino d'Adda, che tutti si chiedono ma dove cacchio è Spino d'Adda, ragazzi? Non distante da Crema, da Cremona, soprattutto da Milano, perché per chi arriva dalla zona, da Monza. Venerdì 19 luglio, venerdì, sabato e domenica, festa della Lega a Spino d'Adda, con ospitoni pazzeschi, da Marco Zanni, signori, da Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega, la grandissima Silvana Comaroli. Questa è la vecchia Lega, signori, che appare alle feste e fa piacerissimo abbracciare storici volti come Silvana Comaroli, Luca Toccalini, Giovanni Malanchini, Guido Guidesi, signori, Rebecca Frassini, Riccardo Molinari, Simona Bordonali, Matteo Mauri, ma ragazzi ce n'è, Andrea Crippa, Davide Caparini, Gianmarco Centinaio, cioè ragazzi la Lega delle origini, alle feste della Lega venerdì, sabato e domenica, venerdì 18, sabato 19, domenica 20 luglio, in via Circonvallazione a Spino d'Adda, anche la Laura Ravetto, vai, Spino d'Adda, Massimiliano Romeo, Matteo Salvini arriva venerdì 18 luglio, ore 19:30, Spino d'Adda, festa della Lega. Chiaro che ve lo sto dicendo in anteprima, poi la prossima settimana pomperemo, pompa questa notizia. Non è finita, perché c'è anche il festone di Pontida. È il festone di Pontida, quello locale, non è la Pontida nazionale che arrivano da tutta Italia. Questa è la festa locale, amatissima dalla provincia di Bergamo, ma anche da gente che si fa il weekendino al freschetto. Dal 17 al 20 luglio, Pontida Area Feste, ogni sera gonfiabili per bambini, la tombola, le ruote e i politici della Lega. Festa di Pontida dal 17 al 20 luglio. Domenica 20 luglio arriva Matteo Salvini. E anche qui chiaramente, signori, non può mancare il nostro segretario federale, ma anche gli altri ospitoni della miseria che ci fanno grande piacere a frequentare le feste della Lega, e trovate tutto quanto sul sito legaonline.it. Ultima segnalazione, ma non ultima, perché poi ci sono altre feste sul territorio che sicuramente mi sto dimenticando e chiedo scusa, ma questa trasmissione dovrebbe durare 6 ore. La Lombard Fest, qui siamo nella Brianza Lecchese, in Bersago. Festa della Lega della Brianza Lecchese, 19-20 luglio in Bersago, provincia di Lecco. Anche qui ospitoni, soprattutto il territorio. C'è Alberto Spreafico, Daniele Butti, Andrea Bettiga, Mauro Piazza, Nicola Molteni, in rappresentanza locale ma anche nazionale della buona politica della Lega. Poi arrivano Eugenio Zofili, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Alessandra Locatelli e Matteo Salvini. Sabato 19 luglio. Domenica 20 Manfredi Potenti a parlare anche di animalismo, le ultime proposte della Lega in tema di animalismo. Alessandro Corbetta, Andrea Crippa, Silvia Sardone e Massimiliano Romeo, sempre domenica 20 luglio
alle 12:30 c'è l'apertura dei ristoranti, la domenica si usa così e ci piace molto, e poi la sera naturalmente gli ospitoni della Lega. Signori, qua mi fermo, ma non me ne vado, c'ho anche mezz'ora ancora per sparare su queste frequenze, andremo anche a sentire un attimino i commenti alle ultime notizie. Ci fermiamo per qualche minuto, vi dicevo c'è la pausa musicale, ogni mezz'ora io per tradizione mando un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale. Bene, pochi istanti arriva l'ultima canzone potentissima e Arrabbiato Nero per il rapper Tom K. Ho casino in testa tipo che mi sta esplodendo. Guardo questa gente ma non vedo nulla di diverso. Ora che mi fermo ci penso e adesso cerco soluzione e ritrovare me stesso. E sono stato male, le notti che piangevo, le notti con le ansie e panico ma ci credevo. Ogni lacrima versata su queste foglie sangue che cola pensando questo quadrifoglio. Wow, la vita mi ha legato al muro per stare da solo. E quanto freddo c'era sembrava di stare al polo. Ma non capivano di quello che parlavo, di quello che dicevo, di quello che cercavo, di quanto io urlavo in quella stanza. Ero bimbo, niente in mancava, ma sta che l'ho perso di speranza. Questa vita è una condanna, sento sempre il nonno che mi manca. Le notti insonne, le notti in bianco, le notti in para pensando al futuro in barabau. Adesso tu mi vedi, guardami, sono cresciuto, non te l'aspettavi più forte da quando sono caduto. Le notti insonne, le notti in bianco, le notti in para pensando al futuro in barabau. Adesso tu mi vedi, guardami, sono cresciuto, non te l'aspettavi più forte da quando sono caduto. Ma se oggi sono qui è solo grazie a me, sempre difeso dagli schiaffi che mi dava pa. Ma se chiedevo aiuto e non c'era neanche fra, quando soffrivo nessuno di loro era qua. Amici, ne conto solamente 3, il resto è conoscente, niente di che. Sono forte, me lo ripetevo ogni giorno, sono forte grazie ad ogni singolo mio sforzo. Le notti insonne, le notti in bianco, le notti in para pensando al futuro in barabau. Adesso tu mi vedi, guardami, sono cresciuto, non te l'aspettavi più forte da quando sono caduto. Le notti insonne, le notti in bianco, le notti in para pensando al futuro in barabau. Adesso tu mi vedi, guardami, sono cresciuto, non te l'aspettavi, quindi vai pure a fanculo pa. Potente, arrabbiata. Sono stato indeciso, devo dire, se trasmetterla oppure no, perché è anche molto violenta. C'è anche un video con l'avviso prima che parta il video, che è destinato a un pubblico particolare. Si intitola Cuore in bara, questo pezzo di Tom K con la Y finale. Tom K, che abbiamo già ospitato sulle nostre frequenze e che racconta anche tutte le problematiche della nostra giovinezza, della nostra gioventù, che viene a contatto con tanti mondi diversi, e mondi che a volte vengono rifiutati o magari a volte te li devi ingurgitare per forza. Interessante riascoltare questo pezzo di Tom K con la Y finale, Cuore in bara, perché la nostra radio si fa anche portavoce di problematiche sociali, a volte dimenticate perché non sono rappresentate da quei cantanti famosi, da quelli fighi che trovate su tutti i canali. 14:34, sì, c'è Sammy Varin in diretta oggi. Way, cosa pensate? Adesso mi dicono che bisogna sospendere le trasmissioni perché c'è la pausa delle 14:34, ma è chiaro, tanto io mi taglio da solo la trasmissione, me la metto in replica da solo. Fermi tutti, allora jingle e ritorno in onda, chiaramente facendovi sentire qualche meditazione su quanto sta accadendo in Italia e in Europa. Restate lì. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto, ben ritrovati cari amici, care amiche di Radio Libertà. Allora,
Siamo ormai a giugno. Noi stiamo preparando la penultima cisterna del nostro olio extravergine di oliva. Vi dico questo perché noi non abbiamo una grande produzione, noi non siamo un'industria e in realtà non vogliamo neanche esserlo. Chi ci conosce sa che parliamo di un olio estratto a freddo, da olive italiane, un olio importante da usare a crudo, da usare in cottura, un olio che fa la differenza, un olio che fa bene alla salute, come tanti oli italiani importanti. Quindi cosa vi devo dire semplicemente? Ma non è per cattiveria, perché insomma io ragiono come i bottegai, lo sapete, per me essere qua è come essere in bottega, è uguale, identico, è spaccato. Allora vi dico, guardate che se voi mi chiamate, parlo ai miei clienti, poi se qualcuno vuole provarlo lo può fare, se mi chiamate a luglio e mi dite Alberto mandami 6 bottiglie di olio, io non so se ce l'ho e non so cosa costerà, perché lo facciamo una volta all'anno, non stiamo aspettando la nave che arriva ai porti, l'abbiamo fatto e tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Attenti, voglio darvi un consiglio, fate la confezione, prenotatela anche per giugno o per luglio, di 3 di fresco di frantoio e 3 del primo novello etichetta nera, che è quello da usare a crudo. Il prezzo 84 euro. È tanto, è poco, non lo so. Io so cosa costa un olio di mezza fattura, siamo intorno ai 12 euro. Il nostro viene a 14. E tu mi vuoi dire che per 2 euro di un litro d'olio, quindi per 15 euro al mese, non ci credo che fate quelle cose lì. Prenotatelo all'imbottigliamento a questo numero 030 68 40 408 oppure visitate olioacerbis.com, perché l'olio bu, come diceva il nonno, è sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Si ritorna in onda, Sammy Varin, Potere al Popolo, in diretta in versione pomeridiana, visto che oggi non vi ho tenuto compagnia in rassegna stampa. Grandissimo Alberto Acerbis, lo ringraziamo perché è uno dei storici clienti di Radio Libertà, ancora ai tempi di Radio Padania Libera, e il consiglio del Sammy Varin è proprio quello di approfittare della nostra pochissima pubblicità, magari pensando a un regalo diverso, magari dovete andare a cena da qualche parente o amico e portare la solita bottiglia di spumante. Che banalità! Portiamo una bottiglia d'olio di quello buonissimo ordinandolo da Alberto Acerbis. Fateci un pensierino, chiaramente se andate dal papà o dalla mamma ancora meglio, perché questo è olio profumatissimo, di quelli che per condire l'insalata, ragazzi, ti lasciano un buon ricordo, regalo incredibile secondo me quando si va a pranzo o a cena da papà o da mamma e anche dalla nonna. Sì, certo, io apro le linee, chi vuole parlare con me può chiamare 0292947222 per commentare le notizie del giorno, anche inviando messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Siete tutti lì che aspettate i dazi e al momento non sono ancora arrivati, anzi ti dico un po' stanno facendo gli scongiuri tutte le agenzie, fanno finta di niente, ti giuro, non ne parlano di dazi. Repubblica nella sua diretta dice il Cremlino dice gli europei spingono Kiev alla guerra fino all'ultimo ucraino, così hanno detto in Russia. Trump risponde armi a Kiev tramite la NATO che pagherà tutto. Già siamo qui tutti oggi riuniti ancora per ricostruire l'Ucraina e io sono sempre qua che mi chiedo chi paga, però va bene. E poi adesso santa polenta. Il Corriere ancora peggio, non apre neanche con queste notizie internazionali, ma con il tennis, la semifinale a Wimbledon. Poi quante atomiche, si chiede il Corriere, quante atomiche hanno Parigi e Londra? Capisci che c'è gente anche che ha tempo da perdere. Come proteggeranno l'Europa? Questi sono i giornalisti professionisti del Corriere che ci titillano, ci vogliono eccitare con queste argomentazioni particolari il venerdì pomeriggio. Va bene, no, non ci sono. Sì, poi c'è l'articolo, forse l'avrete sentito questa mattina in rassegna stampa, su Vannacci, l'ascesa e la deriva del generale Vannacci.
La Deriva. Ma chi è questo? Fabrizio Roncone. La deriva del generale Vannacci, dal mito di Mussolini al post su Rackete con zoom sulle gambe. Cioè, allora, a parte che questi giornalisti professionisti, of course, vivono sulla luna, perché i post di Rackete, della Rackete, lo sapete, l'ex europarlamentare si è dimessa, e io devo dire, gli faccio i complimenti perché è stata una scelta bellissima, forse si divertirà di più andando sulle navi dell'ONG. E signori, già mesi fa, forse un annetto, quando è stata eletta, abbiamo fatto post scherzando sul fatto che la Rackete avesse posato in questa foto con i peli sulle gambe. Io personalmente non ci ho creduto subito tanto, nel senso che ho detto, ma no, fotomontaggio, qualche deficiente che fa, come si chiama, body showering, quella roba lì, e invece i peli erano veri. E chiaramente Vannacci adesso ha fatto la battuta dicendo che meno male se ne va la Rackete. Ci scherziamo tutti quanti, noi di centrodestra, perché la Rackete era della sinistra radicale, l'hanno votata, che cazzo scherziamo? E insomma ha messo sui suoi social, è seguitissimo Vannacci, la foto della Rackete con i peli sulle gambe. E chiaramente Vannacci poi ha risposto a questi giornaloni che l'hanno sbattuto in prima pagina dicendo vergogna, Vannacci scherza, chi ha i peli sulle gambe. Ma cioè, non c'è da scherzare, nel senso che è una scelta. Se questa si è fatta fare la fotografia con i peli sulle gambe, voleva dire che voleva mostrare i peli sulle gambe. Non penso che si sia dimenticata di farseli. Cosa ne pensate? Attenzione, Sammy Varin, anche lui fa body showering, quella roba lì. Non lo so, fatto sta che è sbattuto ancora in pagina oggi il generale Vannacci, scrivendo addirittura l'ascesa e la deriva del generale Vannacci. Cioè, l'abbiamo appena fatto vice segretario della Lega e già c'è la deriva, sta andando alla deriva. Santa polenta, stanno uscendo i dazi? No, dice sì, boba, no, stanno giochicchiando con le notizie, quelli del Corriere. Dazi USA, l'Italia è il secondo paese più penalizzato dell'Unione Europea, ecco perché quanto pesa la svalutazione del dollaro. T'ho detto, Gambuntemp, come si dice a Milano, non sta uscendo assolutamente nulla. No, restando invece sul Corriere, visto che alla fine il mio lavoro sarebbe quello di fare la rassegna stampa, solo che oggi ero assente e quindi non ho potuto farla, c'è una cosettina carina che è quasi un mio omonimo, e mi hanno chiamato così quando ero piccolino e giovane, e oggi c'è un articolo: che fine ha fatto Sammy Barbò. Signori, è Sammy Barbò, mio quasi omonimo, ma molto più famoso di me negli anni 70-80, un ex cantante e ballerino, notissimo volto TV degli anni 70 e 80, e racconta oggi sul Corriere le notti pazze con Renato Zero. Ora sono testimone di Geova, suono i campanelli con la Bibbia in mano. Ma dai! Cioè, rischiamo che Sammy Barbò ci citofoni per vendere, però regalano sempre la Bibbia in mano. No, guarda che è una notiziona. Io pensavo che si fossero estinti i testimoni di Geova, perché adesso c'è direttamente Allah che ti citofona, Allah, Allah, Yabada, e c'è l'immigrato che ti canta la canzone. No, scherziamo, naturalmente. No, veramente, io sono contentissimo se ritornano a citofonarmi i testimoni di Geova. Proteggetemi voi dall'immigrato che ti convince a farti musulmano, per favore. Chiaramente quelli del Manifesto o del giornale comunista che arrivavano un tempo a citofochette. Mi viene quasi da piangere. E io pensate, scusate, ma mi sto emozionando. Io lo facevo anche entrare, il comunista, li aprivo, gli facevo vedere l'Albertino da Giussano, signore, stavamo lì delle ore a chiacchierare e non arriva più quello del giornale comunista. Adesso citofona Allah direttamente e ti chiede perché non ti fai musulmano.
Fatto sta, signori, Sammy Barbò, rischiate, se qualcuno vi citofona, aprite, perché rischiate che sia il grandissimo Sammy Barbò con Vita Semplice. Vita Semplice non era una famosa canzone di Sammy Barbò, assolutamente, però va in giro con la Bibbia in mano a suonare i campanelli, e questa è una cosa stupenda, no? Scherzi a parte, come diceva un po', è una roba che riguarda il passato, cioè rompevano un pochettino le scatole, ancora adesso fuori dagli ospedali, ma non citofona quasi più nessuno, non lo so io come mai, o mi si è rotto il citofono, oppure aspetta che scrivo Sammy Barbò su YouTube, perché c'è Aria di casa mia, aria di casa esattamente, dai, la sigla che cantava con la grandissima Stefania Rotolo, e Sammy Barbò in questa intervista racconta che si è accorto che Stefania era malata proprio da come ballava, dai problemi che aveva nel ballo, cavolo. La sigla di Piccolo Slam. Allora, io direi, visto che abbiamo ancora una manciata di minuti, direi Sveva, facciamo questo bellissimo regalo ai nostri ascoltatori che non hanno più 20 anni, ma anche a quelli di 20 anni che queste cose non le hanno vissute, e ci colleghiamo col mio computer con il pezzo, la sigla TV di Piccolo Slam, Stefania Rotolo e Sammy Barbò con il pezzo Toccami. Signori, che neanche nel 2025 canteremmo una canzone del genere, verrebbe censurata alla grande, adesso diciamo direttamente, no? Fammi, Sentiamo Toccami, Stefania Rotolo e Sammy Barbò. Cioè il Piccolo Slam della edizione pomeridiana va in vacanza. Comunque ci sono altre 4 fantastiche puntate, come abbiamo detto all'inizio. Dove ci sarà? E appunto l'appuntamento per il Piccolo Slam di sera per venerdì prossimo alle 22:15 circa. Quindi ragazzi, non mancate a questo appuntamento, dove vi presenteremo il super, cioè e leggeremo il Super Disco Slam e il Super Disco Baby. Quindi mi raccomando, ci saranno degli ospiti graditissimi. E in ogni serata vi presenteremo un big internazionale della disco music. Bene ragazzi, abbiamo detto tutto, quindi mi raccomando, seguiteci il venerdì sera. Ciao. Non vi abbiamo tradito, non vi abbiamo tradito. Siamo sempre lì, ok. Ciao ragazzi. Con voi alla prima rete, ragazzi, prima rete 22:15 di venerdì prossimo. Eccolo qua, ciao ragazzi, vi salutiamo, eccola qua, toccami, ciao. Fammi ballare ancora, fatti sentire ancora. Ho scoperto che è bellissimo ballare piano, più piano, ancora più piano. Prima ancora che arrivassi tu, non ballavo queste cose qui. Roba vecchia mi dicevo che nessun tempo scatena Toccami, mani le tue mani, eccomi, brividi nel corpo, sentimi. Toccami, mani le tue mani, eccomi, brividi nel corpo, sentimi. Un filmato d'epoca, addirittura in bianco e nero, ragazzi, su YouTube, per ricordare Sammy Barbò, che è ancora con noi, solo che fa il testimone di Geova e vi viene a citofonare, e la grandissima Stefania Rotolo, che purtroppo se n'è andata precocemente, e la sua dipartita per malattia ha fatto un dolore un po' in tutti noi ai tempi che eravamo giovani, perché la consideravamo una di noi. Poi avete sentito, facevano proprio i disc jockey in televisione.
bella storia. Ogni tanto vedete che il Corriere racconta anche belle cose. Chiaramente Sammy Barbò, se passi da Milano e citofoni qui a Radio Libertà con una Bibbia in mano dei testimoni di Geova, io ti apro, te lo prometto, ti apro assolutamente, e magari facciamo un po' di rassegna stampa insieme. Sammy Barbò ne parla quest'oggi il Corriere anche sul sito elettronico. 10 minuti alle ore 15, sì, sono in onda, sono in diretta con voi perché non ho fatto rassegna stampa la mattina e quindi devo recuperare, ma io recupero alla grande passandovi Silvia Sardone, che ha qualcosa da dirvi su questa Europa, visto che proprio ieri siamo stati gli unici come Lega all'interno del centrodestra a votare contro questa Europa e, guarda caso, a bocciare, almeno noi abbiamo avuto il coraggio di dirlo, la von der Leyen. Sentite cosa dice Silvia Sardone sulla sua pagina Facebook. Siamo qui a discutere dei dazi degli Stati Uniti ai prodotti europei, ma la realtà è una sola, cioè che i veri dazi che fanno paura alle imprese sono quelli imposte proprio dall'Europa. E non lo dice la destra anti-europea, lo dice uno come Mario Draghi, che qualche mese fa parlò dell'incapacità di lunga data dell'Unione Europea di affrontare i suoi elevati ostacoli normativi, molto più dannosi, dice, per la crescita di qualsiasi dazio che gli Stati Uniti potrebbero imporre. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, le barriere interne dell'Europa equivalgono a una tariffa del 45% per la produzione e del 110% per i servizi. Quindi, tra l'altro, in attesa di un possibile accordo con gli Stati Uniti non posso non citare l'atteggiamento arrogante portato avanti nelle trattative, ma in generale l'Europa soffre di una crescita debole da decenni. Invece di aiutare le aziende, l'Europa che cosa ha fatto in questi anni? Negli ultimi 5 anni ha prodotto un numero impressionante di norme. Vi do i numeri: oltre 13.000. Volete sapere quanti ne hanno prodotti negli ultimi anni gli Stati Uniti? 3.500. Basta con questa burocrazia opprimente, il vero danno siete solo voi. Silvia Sardone al Parlamento Europeo nelle ultime ore, quando siamo naturalmente in febbrile attesa di sapere di che morte moriremo. Alegher, no, sto scherzando, però devono uscire i dazi per l'Europa in queste ore. Vi dico, strano, e ve lo dico da giornalista, strano che i siti internet o sono in pausa pranzo e gamminga voglia di lavorare, ma non si sono proprio ancora aggiornati con questa notizia. Sul Canada, che ha già ricevuto la sua dose di dazi, e sul fatto che entro sera dovrebbero arrivare quelli per l'Europa. Meglio perché giustamente ci fanno pensare ad altro, assolutamente. Certo, per fortuna c'è la controinformazione della Lega in questo caso, e sono sulla pagina Facebook dell'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che ha parlato anche della contestazione che c'è stata ieri dei centri sociali, Propal, ma anche Potere al Popolo. C'eravamo noi di Potere al Popolo sotto la redazione di Giornale e Libero, Potere al Popolo, quelli di sinistra, insulti, minacce, cori contro i giornalisti. Oggi sul Giornale giustamente c'è la Silvia Sardone che ne parla. Mi chiedo cosa sarebbe successo se si fosse trattato di giornali di sinistra. Avremmo avuto manifestazioni di solidarietà di piazza. Probabilmente a quel sit-in c'erano anche quelli che impediscono i convegni, se a partecipare sono persone sgradite, sono proprio comunisti. Con buona pace loro, credo che Giornale e Libero andranno avanti senza farsi intimidire da pochi ragazzotti radical chic che a 30 anni non studiano e non lavorano. A loro tutta la mia solidarietà. Oggi Silvia Sardone ne parla sul quotidiano Il Giornale. E poi basta, e cos'altro volete, ragazzi? E poi fatevi un giro sul sito di Silvia Sardone, o in questo caso sul sito di radiolibertà.net, perché oltre a essere una radio, una televisione, sui social, noi siamo anche un sito internet sul quale trovate commenti che non vi aspettate sugli argomenti più disparati, ma soprattutto gente che non ha peli sulla lingua.
Avete peli sulla lingua? Che schifo. C'è qualcun altro che ha peli da altre parti e li mostra tranquillamente, ma non si può dire niente. E body shaming, quella roba lì. Fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, scoprite un nuovo sito di controinformazione e scoprite che la verità molto spesso sta nel mezzo. Me ne vado, ringrazio Sveva per la pazienza in regia, ringrazio tutti voi. Se vi è piaciuto lo rifacciamo, certo che lo rifacciamo lunedì, ma la mattina presto è più bello. Alle 7:30 Sammy Varin torna lunedì mattina in rassegna stampa. Buon weekend. Avete ascoltato